Da qualche mese gli abitanti di Chioggia osservano con curiosità l'imponente struttura in costruzione nel piazzale portuale di Valdario. Si tratta di una gigantesca gru a cavalletto, parte di un ambizioso progetto di Cimolai Technology, azienda friulana di rilievo internazionale. Secondo quanto riportato da Shipping Italy, il porto di Chioggia ospiterà fino a maggio 2026 un cantiere di oltre 45.000 metri quadrati, dove verranno assemblate due enormi gru portuali alte più di 100 metri. Queste imponenti strutture, una volta completate, saranno trasportate agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, contribuendo così allo sviluppo del settore industriale del Project Cargo del Porto Veneto. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha ufficializzato la notizia, sottolineando l'importanza strategica di questo progetto, che mette in luce il ruolo di primo piano del porto di Chioggia nel panorama della logistica industriale. Inoltre, l'Autorità ha annunciato la realizzazione di una nuova barriera frangiflutti presso la Darsena Saline, a testimonianza del rilancio del comparto turistico e diportistico della città. Il presidente dell'Autorità, Fulvio Lino Di Blasio, ha evidenziato come il porto di Chioggia stia vivendo una fase di rinnovamento e crescita, grazie anche alla rapidità delle nuove procedure autorizzative digitali. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita, bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro.